Guido papà, non hai più l'età. Se ti svegli. Salve, siamo pronti. Manca poco all'appuntamento dell'8 dicembre. Qui al Teatro Santa Maria degli Angeli con la nuova commedia scritta da me, Una famiglia scombinata. Con un figlio scemo. Una commedia comica per la famiglia. Tratteremo dei problemi sociali della famiglia, i sordi, i riebati, quello che succede in tutte le famiglie. Noi siamo qui per farvi divertire, non mancate tutti quanti all'appuntamento il 2 Meravigliao, 8 dicembre 2017, Teatro Santa Maria degli Angeli, alle ore 20:30, il teatro lo vorrei pieno, ma pieno pieno. Ma quante volte ti devo dire che la mattina appena mi sveglio devo trovare il caffè sopra qua, se no la giornata non comincia bene. Padre, non mi riuscite niente, ma Vincenzino stanotte non mi ha fatto proprio dormire. Oh. Si svegliava in continuazione, tenevo fame, volevo biberon. Sta zucate 3 litri di latte, poi ha dovuto aspettare che facevo routine e si è addormentato stamattina alle 5, non mi ha fatto dormire proprio. E c'è per questo allora hai ragione tu. Voi siete un'angela, e sapete, non siete come la signora Rosetta Periscopetta del terzo piano. Erano le 11 di ieri sera quando Don Vincenzo del quarto piano andò a bussare alla porta della signora Rosetta. Saranno affari loro. Come siete ingenua, io però ci ho anche domandata e mi ha detto che è andata a bussare alla porta della signora Rosetta per farsi dare un cerino perché doveva farsi una fumata. E che ci stai, ma? Guido papà, non hai più l'età. Siete voi che avete fatto la domanda di invalidità civile? Sì. Sono stato io. Prima che ti pintavi scemo. Perché? Prima come eravate? Io prima ero iscritto pure a una lista di disoccupati. Dovete sapere, disoccupati organizzati, tutte le mattine. Pigliamo la giulletta, una malinai e un giornale. Ma se stiamo parlando con collocamento, bene, non passo il giulletta come te cosa. Pigliamo il giornale e dice, ma chi è che organizzate me? Comunque io sono proprietario e voglio tutte le sorti, se no vi rimango mezza vita. Ma perché vi pigliate? Papà buon Natale! Papà, mi voglio a mattinina a Babbo Natale! E come fare che può? O tieni! Ehi, ma perché non rispondi? E perché ci facciamo il pensiero? Ma perché tu pensa pure? E sto pensando, la fortuna che ha avuto papà! Ma perché che è successo? E papà ha vinto il strumento alla lotto! Oh, E non so quando abbiamo vinto! Guido papà, non hai più l'età. Luise, ha detto mamma, ci volete dare le spaghetti? Ma mamma non tiene mai niente. L'Ingelo che si facesse 2 maccheroni a puri, E che sono questi maccheroni a poverino? sulle maccheroni. Ruffo Cenzo, mi voglio che le mi spetta, o se no ti faccio fare una lampada. Ma ci siamo capiti buoni? Una lampada. Che io e Enzo ci saremo. Guido papà, non hai più l'età. Se ti svegli presto per cercare il posto, Mario papà.